festeggiare il Cao de Anno Veneto. Oh, c'è il Capodanno, oh, 1° marzo. E ora, perché il 1° marzo? Perché se guardate fuori l'erbetta, che sei i primi cespuglietti, che sei i primi germoglietti, cioè siamo sul momento che la vita comincia. No, se sono gli erbeti che cominciano a contare la morte, la vita dalla morte. Adesso capirei che dicembre è il mese della morte in realtà. E ora infatti il primo, cioè praticamente marzo deriva da Marte. Marte era in origine la divinità della fertilità della terra. Se sta i romani che ha fatto un po' di casini, che ha detto no, Marte siccome che difende la terra, no? È marziale, la guerra. Quindi dopo abbiamo tutte le divinità che sono la fertilità, la crescita, la sensualità, la maternità con Giunone e Giugno. Dopodiché praticamente dite che luglio e agosto che si dedicai a degli imperatori romani. Però praticamente da settembre scommessa il ciclo storico. Sentite cominci marzo 1, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre come 7, ottobre come 8, novembre come 9, dicembre come 10, anche un ebete che arriva che non può essere tutto un caso, giusto? Perché questo è un calendario pre-romano, indoeuropeo, perché i popoli europei derivano dagli indoeuropei. Indo vuol dire meso l'Europa, meso l'Europa che è questo popolo antico, eccetera. E se vogliamo fatti noi altri così, però siamo perdi. Io ero pieno di caveri. No, beh, questi sono i problemi degli ormoni, degli antibiotici, che non sei più lino, adesso qua è una storia lunga, sono stati 3-4 mila anni, non si può fare tutto così. E dopo però succede che finisce l'anno. A dicembre, il 10° mese, dopo che sei Ienarus, negli Etruschi, che erano i nostri parenti stretti, aspetta, perché si dice che bisogna copiare la scrittura dagli Etruschi, peccati se arrivai 300 anni dopo dei Veneti, ora non si capisce come mai. Vabbè, noi altri che abbiamo scritto, fatto la scrittura venetica, vi dico una robetta, se tu l'alfabeto latino e la girei allo specchio, capi quasi tutto l'alfabeto venetico, che ha 1000 anni più di quello latino. E se allo specchio, ma che c'è la spiegazione? Perché i veneti scriveva, era bustofrenici, pareva roba seria. Gli scriveva da destra, da sinistra a destra, e poi continuava, e faceva così, senza spassi, coi puntini. E ora praticamente i gas sbagliai, ha tolto sopra un senso invece che tutti dove. E ora, morale da favola, Ienarus era il dio della transizione e Febrarus, il mese delle febbri anche, era quello della morte e resurrezione. Infatti finisce l'anno, cazzo io gattaia 28 giorni. Perché ha 28 giorni febbraio? Perché finisce l'anno. E il 1° marzo si vuole fare il Capodanno, quindi buon anno. Buondì Bonanno. Aspetta che c'è sta la Madonna nel 1300 a Motta di Livenza, che è il 1° marzo, che ha fatto un buondì Bonanno. E ora qua andiamo a discutere anche sulle divinità. Lo riconosce anche il Papa. Anche il Papa. Buon, auguri, buon anno!